10° appuntamento con Terremotus Napolitan Talent, un talent voluto e creato dal nostro vulcanico direttore artistico Marisa Laurito. Benvenuti, benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Ed allora continuo a dare il benvenuto, l'ho dato a voi, il pubblico in sala, e lo do al pubblico che ci segue da casa in diretta sulla pagina ufficiale Facebook del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Continuiamo con le nostre sfide del mercoledì, questa è l'ultima sfida prima di partire con le sfide dei famosi ripescati. E anche oggi il nostro pensiero è un po' da un'altra parte, si unisce la mia speranza a quella di tutto il teatro e dei nostri artisti dietro le quinte, una vera e propria speranza di pace, che possa finire questa follia tutta umana quanto prima e che tutti quanti noi torniamo davvero a respirare libertà. Grazie, grazie a tutti. Non ci fermiamo e quindi accolgo, come sempre, come ogni mercoledì, al mio fianco la mia principessa, la mia regina, Tiziana De Giacomo. Buonasera, addirittura. Principessa, regina, elegantissima. Grazie, elegantissima, buonasera, sempre buonasera più elegante. Bene, anche quest'oggi si sfideranno dei cantanti. Ci daremo appuntamento poi con il vincitore o la vincitrice di questa sera nelle sfide finali del mese di aprile. Poi, chissà, nei prossimi 2 appuntamenti del mese di marzo troveremo qualche ripescato insieme all'altra squadra dei ripescati che parte dal prossimo mercoledì, ma non vogliamo svelarvi molto, se non come si vota, e questo lo sa soltanto la mia collega. Prego. Come sempre, signori, l'ordine dei partecipanti è stato sorteggiato e poi c'è la nostra modalità di voto, che è semplicissima. Abbiamo un pubblico da casa, il pubblico in sala e la giuria tecnica. Il pubblico da casa sta seguendo una diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Teatro Trianon. Lì verranno pubblicate le foto dei nostri concorrenti e il pubblico sceglierà il suo preferito cliccando semplicemente mi piace sulla foto. Stessa modalità di voto avviene anche su Instagram, ma basta invece cliccare sul cuoricino. E poi abbiamo il nostro pubblico in sala. Il loro gradimento invece viene espresso con un applauso. A fine serata, a fine di tutte le esibizioni, chiameremo io e Gennaro sul palco i nostri concorrenti che uno alla volta riceveranno il vostro applauso, che verrà monitorato ovviamente con l'applausometro. E poi abbiamo la nostra giuria tecnica, buonasera, sempre ogni sera composta da grandi esperti e maestri del settore. Loro acquisiranno in tempo reale i voti del pubblico da casa e i voti del pubblico in sala e ne terranno conto per formulare il loro giudizio, che come sempre sarà insindacabile. Alla fine verranno sommati tutti i voti e avremo finalmente il nome del vincitore o della vincitrice. Bravissima, bravissima come sempre. La giuria tecnica, la giuria di qualità che è già posizionata, questa sera si compone così, con il nostro capitano, regista dello spettacolo Adagio Napoletano, spettacolo della Stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli, Bruno Garofalo. Direttore d'orchestra di un'orchestra magnifica, l'orchestra del Teatro Stabile Trianon Viviani di Napoli, il maestro Pino Perris. Cantante, una delle voci straordinarie della compagnia stabile di questo teatro, torna un nostro amico ormai, Francesco Malapena. E si aggiunge alla giuria per la prima volta il direttore di produzione del Teatro Trianon Viviani di Napoli, Luciano Quagliozzi. Io direi che possiamo cominciare alla grande, ma prima però sai che cosa voglio fare? Voglio anticipare delle cose, guarda che ti dico. Vogliamo fare uno strappo alle regole? Facciamo uno strappo alle regole, innanzitutto chi vince, che cosa vince il primo classificato o la prima classificata di questo talent? Lo ripetiamo, lo sappiamo, entrerà a far parte nella prossima stagione della famiglia stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli. E poi ogni sera, fino alla fase finale, c'è un ospite padrino o un ospite
madrina. Questa sera abbiamo un ospite padrino che è un signor professionista ed un professionista signore, una persona straordinaria che porta in giro la canzone classica napoletana con un talento, una conoscenza eccezionale e soprattutto con un'eleganza innata. Chi è? Sì, Gennaro, stasera dobbiamo fare questo strappo Facciamo alla regola, uno strappo. perché si tratta di un artista straordinario. Che si è esibito proprio in questo teatro. Sì, il maestro Mario Maglione. Che verrà più tardi. Assolutamente verrà più tardi e mi raccomando, seguiteci perché ci regalerà una perla del suo repertorio classico. E questa non posso anticiparla perché davvero non la conosco, non so che cosa ci regala. Neanche io, però essendo un regalo sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa e cominciamo subito. Cominciamo subito, dai, col primo concorrente, Luigi Grieco. Eccolo qui. Vieni Luigi, facciamo 4 chiacchiere. Buonasera. Devi sapere che abbiamo fatto davvero 4 chiacchiere, le facciamo sempre dietro le quinte, nell'attesa, durante le prove e durante la preparazione. Luigi è proprio un amante del dialogo, mi ha raccontato tantissime cose, ma qui dobbiamo essere brevissimi perché dobbiamo dare spazio alla musica. Mi hai detto che la musica per te è importantissima, ti è sempre venuta incontro e ti ha sempre tirato per i capelli da qualsiasi situazione, anche durante la pandemia. Che cosa è successo? Di tutto, di tutto. Io posso dire di essere uno di quelli che ha iniziato 20 anni fa, canto ancora come piano bar, mi sono esposto come autore, come compositore, mi diverto a fare produzioni, comunque la musica è pane quotidiano, facciamo questo tutti i giorni e arrivare anche a cantare in questa splendida location è un qualcosa di unico, quindi sono emozionato, hai detto tutto quello che dovevo dire io, quindi veramente non vedo l'ora di iniziare. Allora cominciamo subito, dai. Tiziana, che cosa ci propone Luigi? Di e a Mario, canzone appassionata. Luigi Grieco. In bocca al lupo. Un albero piccirillo ha piantato, crescendo la coppena e con sorore, una vendicata già me l'ha spazzata, e tutto il fronte cagnano colore, caduto su già i frutti e tutto quanto, erano roce e si sono fatta amara, ma ora ricio il giovinotta manta, e cosa amara tiene la gioccara, e amara come si ti voglio bene e tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, sto cuore che canta in mattina e sera, scende da riga e non può stare asciugato, e mo non canta manca a primavera. Chi voglia bene non mi fa felice, forse sta in cielo destinata è scritta, mai pensa che hanno ritta antica ricia. Non so come hanno cuore, ma sto zitta, e io ma sto zitta, sì, ti voglio bene e tu mi fai morire. Chi anni va a morire caro, pianta mia, rinda sta studiando sta racquanna, schioppa una bella rosa e papolia, a chi m'ha fatto chiagnere sciamanna, la riga rosa mia tu mi perdona, si ti scarpa sarà senza coscienza, c'è stanno ritta che c'era ragiona, fa bene sguarda e si fa male pensa c'è buono, sì, ti voglio bene
ti voglio bene e tu mi fai morire. Grazie Luigi, a dopo. Grazie, a dopo. Bene, 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 vedo che la giuria già è al lavoro, vedi come si sono organizzati proprio con le loro lucine, sono organizzatissimi. Andiamo avanti. Andiamo avanti col secondo concorrente, Federica Russo. Eccola qui, vieni Federica, prendi già possesso della tua postazione, intanto ti aiuto. Gennaro, sì, eccoci qua, ecco qui. Con Federica abbiamo fatto 4 chiacchiere, devi sapere che lei doveva essere accompagnata da un maestro che non è potuto venire, ma l'ha omaggiata con la base. Vogliamo salutarlo? Ci tengo assolutamente a ringraziare il maestro Ciro Solaro. Ecco Ciro, grazie maestro, grazie della base. So che hai qualche domanda per lei? Sì, innanzitutto l'ho vista molto emozionata dietro le quinte. Allora, tu hai scelto una canzone sì napoletana, ma moderna. Come mai questa scelta? È un autore questo che è riuscito a conservare la tradizione poetica napoletana e a però coniugarla con le sonorità moderne. E la scelta è stata innanzitutto perché c'è un forte legame con questa canzone, ma anche perché riesce, attraverso il suo excursus emozionale e anche esistenziale, a tuffarsi poi in un'immensa voglia di libertà. Ed allora tuffiamoci. Tuffiamoci Sentiamo subito, che cosa ci regala Federica. Di Pino Daniele, Terra mia, Federica Russo. In bocca al lupo. Sì. Com'è triste, come amare, sta sottata e guardare tutte cose e tutte parole che niente buona fa. Si maciri agitate che lupo che libertà, che sta terra e sta gente noi urna mattarà. Terra mia, com'è bella la pensare. Terra mia, com'è bella la guardare. Non è vera, non è sempre stessa, tutte i giorni può cagnare. Oggi è dritta, dimane storta, e che sta vita se ne va. Le vecchie vanno rinta chiesa, ca corona per brillare, e ha paura che sta morta, che non ce vuole assai. Terra mia, com'è bella la pensare. Terra mia, e mo senta libertà. Terra mia. Grazie. Grazie a te Federica. Grazie a voi. Ciao, Grazie, dopo. grazie. Tu lo sai che il lavoro della giuria si fa sempre più complicato, sempre sì. più difficile. Io Sono non tutti vorrei bravi. essere nei loro panni. Andiamo avanti. Andiamo avanti col terzo concorrente, Alessia Moio. Eccola qui. Buonasera Alessia. Alessia.
Alessia, Buonasera. cantante, attrice, musicista a 360 gradi. Lei porta in giro spettacoli suoi, insomma, omaggi a grandi personaggi del nostro spettacolo e della canzone. E ha anche suonato in questa base che sentiamo. Sì, infatti ero curiosa. So che tu intervieni col violino. Col mandolino. Ah, col mandolino, scusami. Ma in un modo particolare. Ce lo vuoi spiegare? Vabbè, l'arrangiamento è stato curato da Salvatore Baldares, però insieme abbiamo poi deciso di fare questo brano, di eseguirlo in 4 movimenti, non in 3. Il brano nasce in 3 movimenti e Che non sveliamo. noi ve lo proponiamo in 4. No, in 4, Sì. e ci siamo complicati la vita. Sì, un pochino sì, vabbè, però non tanto. Non tanto, ma senza svelare il brano né l'autore. Tu hai scelto un autore che è anche un drammaturgo, insomma un poeta, eccetera, eccetera. Hai fatto una scelta precisa perché mi hai detto che le opere, le canzoni di questo autore ti trasmettono cosa? La verità, e io sono una persona molto vera. Bene, non mettiamo in dubbio. E allora adesso devi inondare Scopriamo. questo palcoscenico di verità. Sentiamo Sì. che cosa ci canta. Di Raffaele Viviani, Mare e Margellina. Alessia Moio. In bocca al lupo, Alessia. Grazie. Questa ciamma proravuzza, sciulilente in coppa all'acqua, mentre lato mare sciacque, quando rima sta a funnè, sotto a prora verde chiare, tirare nell'erbe scoglie, trovo pur l'ansia voglia e così sicura è la pezza. Mare Turchia che vuoi destino, lo pescatore da benedire, non c'è sta mare te più cristallina, più trasparente e limpida così, questi tirate sta marina, ci fanno sempre in terra margellina. Addo che visce sente una priezza e insieme a loro cara l'interezza. O sanne visce come o sanne core, a Margellina o mare traditore, ma è troppo bella per poter qui, io meglio pizza e munna per morire. Magliata valigia, sponta luna Villanova, rossa rossi a un momento, sai in cielo e spargente, una luce rarità, dove Vesuvio s'intravede, ascensore illuminata, ogni tanto una vampata per poter dire stocca. Mare Turchia che vuole destino, lo pescatore da benedire, sta amore mio dormeva sonnechina, mo sei scetata perché ha detto sì, femmina bella tutta sta marina, portato cuore in terra margellina, addo che visce sente una priezza e insieme a loro cara l'interezza. O sanne visce come o sanne core, a Margellina o mare traditore, ma è troppo bella per poter qui, io meglio pizza e munna per morire, per morire, ma è troppo bella per poter qui, io meglio pizza e munna per morire. Alice sale bene.
Alessia Moio, grazie. Brava Alessia. Eccoci qua. Visto, è giunto anche un pezzo di Viviani, mancava da un po' di tempo. Sì, in una versione anche particolare. Molto, molto, molto particolare. Ma andiamo avanti. Quarto concorrente, Crizia Colonna. Eccola qui. Buonasera, Ecco Crizia, vieni Crizia. Crizia cantante, Crizia che porta in giro, fa parte di un progetto di giovani voci della nostra città, che è un progetto che è in giro da un bel po' di tempo e che è una vera e propria realtà. Il titolo è che non riesco mai a dirlo. Il That's Napoli Live Show. That's Napoli Live Esatto, Show. sì. E mi dicevi che la base che porti è proprio del direttore di questo progetto. Esatto, del maestro Carlo Morelli che ha suonato in questa, sì, questa base. Bene, ci fa piacere. Hai qualche domanda per la Sì, nostra Crizia? io volevo chiedergli quando è iniziata la passione per la musica, per il canto, da subito oppure Ma crescendo? guarda, io penso proprio che sia sempre stata dentro di me, è uscita fuori negli anni, cioè quando avevo 6-7 anni più o meno, però c'è sempre stata. Ah, bene, il tuo genere di musica preferito? Perché tu ho visto che spazi da musica americana, inglese. Sì, però è sempre la classica napoletana. Ah, vedi, non lo sapevo, vedi. Assolutamente sì. E hai scelto questo brano perché mi hai detto che è una storia particolare, ti colpiva perché? Per spiegarlo dovrei Non Dire devi dire il titolo, è quella la sfida. Non lo dico. Diciamo che questo brano è stato la mia rivincita, perché io ho subito un intervento e dopo l'intervento ho iniziato di nuovo a cantare proprio con questo brano. Ma Quindi... tu guarda la musica che ti fa. Che ti fa. E allora sentiamo. Di Modugno, tu sei una cosa grande. Crizia Colonna. Bocca al lupo Crizia. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, sicura tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? Stai tramando, dilla che mi va bene, con mia voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così grande.
cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non pena così, è così grande, è così grande, è così grande. Grazie. Eccoci qui, grazie a te Crizia. Grazie. Ci vediamo tra pochissimo perché siamo all'ultimo concorrente. Sì, il quinto concorrente. Il quinto concorrente. Lo chiamo subito, Alessandro Tammaro. Alessandro. Buonasera Alessandro. Buonasera. Gennaro, devi sapere che invece Alessandro, a differenza dell'altro concorrente che io ho chiesto quando è nata la passione, lei ha detto da piccolissima, Alessandro invece la sua passione è scoppiata tardissimo. Ma come mai questo colpo di fulmine è arrivato così improvvisamente? Ma in realtà è una passione che ho sempre avuto, quella della musica, però poi l'ho coltivata studiando in età ormai adulta, però meglio tardi che mai, nel senso che alla fine insomma è un percorso che ho iniziato un po' più in là con gli anni, però che mi sta dando un po' di soddisfazioni nel mio piccolo, ecco. Ok, è recentissima sì, però sola sì, cosa. Da qualche anno, poco prima del Covid, ho iniziato a studiare e insomma sto iniziando a prendere dimestichezza col palco, a fare un po' di esperienza, è più che altro una passione, ecco. Bene, però stasera ti trovi qua. Sì. Ti trovi bene su questo palco? Ma te lo faccio sapere dopo. E allora voglio scoprirlo subito, dopo che ti faccio la stessa domanda. Okay. Di Grani Agnello, con me, Alessandro Tammaro. In bocca al lupo Alessandro. Grazie, credo. Scinno con me, vunno mare a trovare, che lo non tenimo ca. Vieni con me e comincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un po' di paura, sta cercando e ci impara. Come si fa a da dormendo all'anima che vola? Se tu non scendi a fondo non lo può sapere, no. Come si fa a da via soltanto un mare che ci sta e poi lascia sto cuore sulla mezza via. Sai con me e comincia a cantare insieme note che l'aria dà. Senza guardare tu continui a volare mentre il vento ci porta là. A dove ci stanno le parole più belle e ti piglia per imparare. Come si fa a da dormendo all'anima che vola? Se tu non scendi a fondo non lo può sapere, no. Come si fa a da via soltanto un mare che ci sta e poi lascia sto
pure scende a fondo non può sapere, no, come si fa a dare via soltanto un mare che ci sta e poi lascia sto cuore sulla mezza via. Grazie. Alessandro, grazie. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Intanto raggiungi le quinte, ci vediamo tra pochissimissimo. Bene, adesso vi spieghiamo che cosa succede. Le esibizioni sono terminate, adesso è il momento dell'applausometro. Che cosa succede? Succede questo: i nostri cantanti si disporranno in fila, Tiziana li chiamerà esattamente nell'ordine con il quale li avete visti in esibizione, loro faranno un passo avanti e voi decreterete il vostro applauso. E noi lo misureremo, facciamo una piccola prova, io mi metto in fila. Gennaro, come ogni sera. Eccoci Facciamo qua. vedere. Gennaro Monti. Devo dire che prendi sempre un bel applauso. Hai visto? Prendo un bel applauso. Mi piace, vediamo se funziona anche con i nostri concorrenti. Prego ragazzi. Eccoli, 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 eccoli. Applauso a tutti voi. Eccoli qui. Tutti, Facciamo una bella sempre. fila, bella dritta, dritta, dritta. Perfetto. Tiziana, sei pronta? Vai. Voi siete vado pronti? col primo Pronti? concorrente. Luigi Grieco. Secondo concorrente, Federica Russo. Terzo concorrente, Alessia Moio. Quarto concorrente, Crizia Colonna. Quinto concorrente, Alessandro Tammaro. E adesso un bel applauso a tutti e 5 i concorrenti. Ecco qui, grazie, 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 grazie. Bene, a più tardi. Grazie, grazie, grazie ancora. Adesso è il momento dell'ospite padrino. Sì. Già sappiamo chi è. Chi è? Lo chiamo subito. Chiamalo Dai. subito, chiamalo subito. Mario Maglione. Buonasera, Vieni, vieni Mario. Buonasera maestro, buonasera. Vieni, vieni Mario che facciamo 4 Buonasera. chiacchiere mentre i nostri tecnici preparano l'asta. Grazie sempre ai nostri tecnici che lavorano ininterrottamente. Posso dire una cosa? Sì. Sono straordinari. Sì, è la squadra tecnica del Teatro di Leone è Io ho avuto veramente la straordinaria. gioia qualche domenica scorsa, 2 domeniche fa, di fare uno spettacolo con loro. Sembra, a parte sembra proprio stare in una sala di registrazione, Ah, vedi. ma sono così perfetti e poi sono delle persone splendide. Questa è la cosa più bella, poter interagire con loro è straordinario. E allora doppio È vero. applauso, senza dubbio. Ma sinceramente con il cuore che il piss mi appiccichi con i tecnici. Mario, Sono tu bravissime, è vero, sì. hai portato la canzone classica napoletana ovunque, insomma, è parte di te, è chiaramente parte di te. Hai girato il mondo, ma mi hai raccontato degli aneddoti molto simpatici. Sei andato davvero in posti straordinari, strepitosi, dove hai trovato un pubblico sempre diverso, ma quale pubblico ti ha colpito di più? Allora, diciamo che io dall'Australia agli Emirati Arabi, sono posti veramente molto particolari, all'Australia è lontanissimo, ma il posto che più mi ha colpito in tanti anni è stato già dalla prima volta. Io sono stato nel lontano 1981 per la prima volta in Giappone. Però insomma andai a fare una cosa molto particolare, 15 giorni a cantare in un albergo, un grande albergo all'Imperial Hotel Ginza, nel quartiere Ginza, ma è niente di particolare. Facciamo la sera in questo ristorante molto bello, facciamo musica italiana e
e cucina. Basta, finito. Nel 2000 ho la fortuna che il grande commendatore Aurelio Fierro mi ingaggiò per una tournée con lui in Giappone. Ho fatto 2000 e 2021, 2000 e 2001 e poi dopo 2 o 3 anni ho cominciato a ingaggiarmi da solo. Ogni 2 o 3 anni faccio queste tournée straordinarie. E la cosa che mi ha colpito di più, quella bella che vedere, sai la sera, vai in Australia, vai in Germania, vai in Inghilterra, vai in tutti questi posti, in Canada, negli Stati Uniti, ma trovo sempre gli italiani, sempre, è principalmente napoletano, calabrese e siciliano, non mancano mai, e meno male, ed è una cosa bella. Ma a Catare in Giappone, stare lì e vedere tutte insieme, 1000, 1500 giapponesi allineati e coperti che ti guardano così, proprio. La mascherina già si usava, ma qualcuno, è una cosa straordinaria, bellissima. Poi il repertorio quando si va all'estero ti metti subito in valigia Funicoli Funicolao, sul mio, torna su Rieni, Mare Chiaro, queste sono le canzoni. Per me c'è, almeno per la mia esperienza, teatri più piccoli, è sempre canzoni. Mi chiedevano se facciamo il repertorio, che mettiamo originale? No, aspetta, mettiamo Ritornello delle lavandaie del Vomero di 1200, mettiamo Funesta Vace 600, e allora è una goduria. È una goduria. Sì, molto, molto, molto bene. E mi hai raccontato anche un episodio di un musicista che porta uno strumento particolare e ti spiegò anche perché lo aveva portato. Ce lo racconti? Sì, Ivaci è un mandolinista Napoletan Japan. Lui viene spesso qui in Italia a comprare strumenti. Quando la prima tournée che abbiamo fatto con lui è stata nel 2010. Con Junko Matsumoto, che è una cantante straordinaria, in giuria c'è Malapena, Francesco c'è stato pure lui, a parte c'è stato per fatti suoi, ma è stato anche lui ultimamente in Giappone, lo so, perché con la stessa ditta in un certo senso siamo stati. Quando è arrivato abbiamo fatto le prove, è arrivato, si è presentato e ha portato il mandolino, poi ha detto un momento, in giapponese, ma non mi ricordo come si dice. Neanch'io. È uscito fuori, è portato nato suo, insomma ha fatto questo 4-5 volte. Certo uno apre la balalaica. Io ho detto, e mo che facciamo la balalaica, che canzone napoletana? Pensa io, no? Disse, no, non so, vabbè, però io sono aperta a tutto, non c'è problema, qualsiasi cosa. E gliel'ho chiesto, dico Giungo, per favore, gli vuoi chiedere perché la balalaica, quale canzone lui ha pensato la balalaica? E lei mi ha detto, io ho ascoltato attentamente quello che dobbiamo fare per te, l'ho ascoltato attraverso YouTube, varie canzoni, e mi sono particolarmente innamorato di Vierno, nella tua malinconia, in questo pezzo così bello, come l'hai fatto, mi è piaciuto tanto che secondo me questo è lo strumento giusto da mettere lì. Io dissi, ok, hai ragione, e così è stato. Ed era giustissimo. È bellissimo. Beh, tu stasera ci fai un regalo, ci fai un omaggio, ma non sei solo. Il regalo me lo faccio sempre io da solo. No, ci fai un grande regalo. Spero di poterlo fare. Ci fai un grande regalo. Ma non sei da solo? No, assolutamente. Vedi, non ho la chitarra. Non hai la chitarra, già tempo, questo è curioso, è strano. Essendo arrivata a una certa età, incomincio un pochettino, vorrei incominciare un po' a divertirmi ed essere un po' più cantante, quello che forse avrei sempre dovuto fare. Ma a un certo momento della mia vita mi sono trovato la chitarra in mano, ho approfittato e ho continuato, avendo sempre vicino grandi musicisti, perché non mi sono mai sentito e reputato un chitarrista. Sono un cantante che si accompagna con la chitarra. Poi adesso, diciamo, lo posso un po' permettere, in che senso? Voglio più divertirmi, allora voglio fare più il cantante, forse quello che veramente mi appartiene. E ogni tanto ho dei musicisti straordinari che mi onorano di accompagnarmi, e tra questi questa sera c'è Gianni Scotti, che è stato anche con me, che sta con me da un po' di tempo. Eccolo qui. Avendo sempre il mio chitarrista e tutti gli altri musicisti. Beh, parlando troppo, No, assolutamente. No. Allora, ti accompagno all'altro, Sì, intanto grazie, ci prepariamo, grazie. ci sistemiamo, ti faccio anche un po' da tecnico. Come vedi, io per Adesso esempio il cantante bravo. col microfono in mano non so ce fa. Vedi? No, allora devo ci vuole c'è- un'arte anche c'è avere solo il bisogno microfono, dell'arte, c'è allora bisogno. io mi appoggio e poi semmai dopo video. Allora, siamo nel tempio della canzone napoletana, un posto straordinario, bellissimo. Prendiamo una chicca. Le canzoni, io dico che le canzoni napoletane sono tutte belle, straordinarie. Ne prendiamo una molto molto bella che era De Maggio. Noi allora ci mettiamo lì Lì, buoni Vediamo. vicino al maestro Ok. e ce l'ascoltiamo. Bene, prego. Era De Maggio, te cade aranzi,
a schiocco lì c'era rosa, fresca nell'aria e tutta luce rapina, adorava de rosa gente passa. Era de maggio e no, non me ne scordo, una canzone cantava ma due voci. Il tempo passa e più me n'allico, freschera all'aria la canzone d'oro. E dice Cor mia tornati so, tu me lascia con tallo, chissà quando tornerai, rispondevi, tornerai, quando tornerai le rose, se sto giorno torna a maggio, pure a maggio sto si sto giorno torna a maggio, pure a maggio sto cacà. E sono tornato, mo come una volta, cantammo insieme l'umuti antiche, ma solo tempo, lo mondo sa volta, ma amore vero non trovavi. Da te bellezza mia m'ha innamorato, si ti ricorda innanzi alla so secca mai, è ferita d'amore, non si sa, non si sa, che sarà, se si fosse gioia mia, mi sa stare a imbalsamare, a guardare te non sta lì e ti dico cor mia tornati so, torna maggio e torna amore, vado a me che la che vuoi, torna maggio e torna amore, vado a me. No, dove vai? Dove andate? No. Venga maestro, venga con noi. Adesso ti tocca un compito ingrato. È veramente ingrato. Perché dovrai leggere la famosa busta. Vado io. Perché io li ho ascoltati. Sono tutti bravi. Tutti bravi. Devo dire ogni sera è sempre più difficile. Oh Mario, l'ho toccato tu. Ti tocca. Scotta? Un po' di suspense, che dici? Ah, vedi? Ladies and gentlemen, buonasera a tutti. Abbiamo la compagna. Il nostro vincitore, la nostra vincitrice della serata è Grizia Colonna. Eccola qui, vieni Grizia. Brava Grizia. Vieni Grizia. Prendi l'applauso del nostro pubblico. Applauso che condividi con tutti i nostri concorrenti. Prego ragazzi, venite. Mettiamoci qui avanti. Qui, venite avanti.
Vieni Crizia, vieni. Eccoli qui. Grazie, grazie, grazie a tutti. Come? Assolutamente. Grazie al pubblico in sala che ogni mercoledì può entrare gratuitamente, grazie al pubblico da casa, a tutto il settore e il reparto tecnico e alla nostra giuria. Ci vediamo mercoledì prossimo, grazie Mario Maglione, Grazie a tutti. maestro. Veniteci a trovare anche a teatro. Grazie Tiziana, ciao. Ciao Gennaro. Ci vediamo mercoledì.